Bella voglio bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction Torino-Napoli, partita fondamentale. Purtroppo la scorsa partita non è uscita la reaction, come avete ben saputo penso, Napoli-Monza 0-0 e quindi oggi ci dobbiamo riscattare per forza. Voglio vedere un Napoli diverso, con la speranza che ci sia. Noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere, dai ragazzi. Mamma mia! Dai, voglio, ma non stiamo giocando proprio, non stiamo facendo niente. Raspadano! No, non si può sbagliare un tiro così. No, Raspadano, no. Chissà come avevamo fatto uno schema, no, ma chissà come c'è riuscito. Vai Caio. Bella, vai Raspadano! Buona, buona. Dai, dai, ragazzi. Vai Zielu! Oh! Oh! È rigore! Ma dai! Vabbè! Vabbè, ah. Ma che... non abbiamo creato niente, abbiamo avuto 2 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate. Vabbè. Ora vediamo se ci svegliamo un po'. Non stiamo facendo niente. Passeggiamo in mezzo al campo. Ragazzi, è finito il primo tempo. Un Napoli che ha avuto 2 occasioni da gol, non le abbiamo sfruttate. Il Torino sta giocando. Secondo me questo 1-0 è meritato per il Torino. Però ci stava un pareggio per il momento. Vediamo come si mette, però dobbiamo svegliarci. Mamma mia. Scivolata di Mazzocchi, a proposito di voler spaccare il mondo, qui però va anche un po' veicolato il fuoco, perché il primo cartellino giallo della sua avventura in azzurro arriva dopo nemmeno 4 minuti. Sì, a velocità normale sembra... Salta pure il prossimo. Chi sei il rosso pure? Questo è rosso pure, ma vediamo pure espulso. Ma dai, abbiamo perso sta partita così. Mannaggia. Ma che ci vuoi dire a Mazzocchi? Chi l'ha fatto? Difficile che possa uscirne, Eccolo lì, perché l'ho buttato giù col braccio. Bruttissimo. Non è rosso ragazzi, è rosso. Sul destro è andato Andate al bar, andate a vedere. Si cambia il colore del cartellino. Rosso. Espulsione diretta per Mazzocchi. Finita la partita. La sua partita dura non ci abbiamo manco provato. Una discesa e un limite. Vlasic chiude. Bravi. Ma che schifo, che schifo. Basta, non avrei più. Buongiorno. È partito Ilic. Controlla il pallone in area di rigore. Indirizza sul palo. E non importa. Mamma mia. Prima con Sanabria e poi con Duvan Zapata. No, questa è una che bella figura. Mamma mia. Detto, quello spazio alle Lazaro. Palla sotto la traversa. E stavolta il terzo gol del Toro. Arriva per merito di Buongiorno. Collini non può toglierla. Sa di sentenza. Si finisce 4-5-0. E ce lo meritiamo pure. Mette lui in area di rigore. Già, segniamo. Ma mamma, mi manca a portavoce, riusciamo a segnare. Mamma mia, che schifo. Facciamo schifo. Finisce qui. Solo fischi. Vi dovete solo vergognare. Uno schifo totale. Ci meritiamo dove stiamo. Colpe ADL, Mazzari, tutti quanti hanno le colpe, in primis ADL. E il Torino superiore a questa partita, in questa partita. La nostra difesa
il problema principale è sia difesa che attacco. Quindi vediamo che dobbiamo fare. Non siamo riusciti manco oggi a fare gol. Torino ce n'ha fatti 3. Torino, ragazzi. E mo ci sta pure vicino in classifica. A che livelli siamo arrivati? Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.